Abbiamo trovato una sorpresa questa mattina perché noi cominciamo alle 6 del mattino. Mio fratello aprendo si è accorto che era stata divelta una porta finestra nel piano superiore dove abbiamo un refettorio per i ragazzi che si fermano qui a mangiare. E dopo scendendo si è accorto che mancavano piastre di rame, piastre di alluminio, poi è andato dietro dove stocchiamo i truccioli che poi rivendiamo e ricicliamo, e anche quelli 18 fusti di materiale portato via. La razzia nel fine settimana, quando questa mattina Federico Boini e suo fratello hanno aperto l'azienda di via Piero Bona a Limena, hanno scoperto il furto, uffici a soqquadro, materiale razziato, componenti già pronti e strumenti portati via. Hanno portato via addirittura il furgone che avevamo parcheggiato dentro proprio venerdì sera da rientro della fiera Mexpe di Bologna. Era carico con il nostro stand che è montabile, però purtroppo è fatto di alluminio anche quello, e quello si sono portati via, portando via anche altri materiali della nostra officina. Qui in pratica abbiamo un frighetto vecchio che lo teniamo qui per i ragazzi in officina. Avevo caricato con il cibo rimasto dalla fiera, quindi con del prosecco, del grana, confezionato e tutto il resto, e hanno portato via tutto praticamente. Me ne sono accorto io prima mettendomi dentro le bottigliette dell'acqua. Anche le monettine della macchina del caffè. Monettine della macchinetta del caffè, anche quelle portate via, hanno aperto completamente di velto la macchinetta del caffè. Ladri professionisti, visto che hanno rubato le monetine senza forzare la macchinetta, sono riusciti a scardinare il cancello carraio e poi hanno cercato di aprire il portone del magazzino. Non riuscendoci sono entrati dall'unica finestra senza inferriate al primo piano. I malviventi hanno portato via anche il furgone della ditta, da qui l'appello del proprietario. Se qualcuno lo vede in giro, anche perché è una scritta abbastanza visibile, però sì, il furgone a noi serve anche proprio per la movimentazione del materiale ai nostri subfornitori, ai nostri clienti, ed è essenziale. Dopo il resto noi lo ricompriamo, fortunatamente riusciamo a ricomprarci le attrezzature che mancano. Certo che non è bello vivere in questa maniera dove uno ha paura di stare in casa propria. Il titolare della Cometec ha già fatto denuncia ai carabinieri che ora stanno cercando di risalire agli autori del furto grazie alle telecamere di sorveglianza della zona industriale di Limena.